ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Il GIP del Tribunale di Agrigento ha convalidato l'arresto di Giovanni Ferrera, pensionato di 66 anni, che ha accoltellato Carmelo Contarini, un operaio di 52 anni. Accolta dunque la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere formulata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Il presunto assassino, nel corso dell'interrogatorio di convalida, ha risposto alle domande del GIP e ha fornito una tesi che non ha evidentemente convinto il giudice. Ferrera avrebbe incontrato la vittima per discutere di alcuni lavori fatti per conto di una cugina e valutati negativamente dalla donna. Un barchino di legno di 6 metri con a bordo 19 tunisini è affondato all'ingresso del porto di Lampedusa. A salvare il gruppo di migranti, fra cui una donna e 6 minori, sono stati i militari della G120 calabrese della Guardia di Finanza. Non ci sono dispersi, i migranti hanno riferito di essere partiti dalla Tunisia e di aver pagato tra i 5.000 e i 6.000 dinari. Tutti sono stati portati all'hotspot, dove ieri si era arrivati a poco meno di 1.400 presenze. In queste ultime ore sono costantemente aggiornato sulle condizioni di Fratel Biagio Conte. La mia vicinanza e il mio incoraggiamento nei suoi confronti sono quelli di un'intera città che si stringe attorno al missionario laico in questa dura battaglia. Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla dopo la notizia dell'aggravamento delle condizioni di salute del missionario palermitano che sta lottando contro un cancro al colon. E si conclude il terribile anno che ha visto protagonista in negativo la Publiservizi di Catania, con una proroga dell'esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2023. Ad ufficializzare la decisione del Tribunale Civile di Catania, sezione fallimentare, sono stati ieri i curatori giudiziali durante un incontro con le sigle sindacali, convocato per fare il punto della situazione sulla gestione provvisoria che ha avuto inizio alla fine di novembre. Nei giorni scorsi la città metropolitana ha prolungato il contratto di servizio in essere e ha impegnato oltre 280.000 euro allo scopo di mantenere l'equilibrio economico per il mese di dicembre. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 14. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.